Buonasera, ben trovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7, come di consueto. Vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook. È una puntata che sarà molto seguita perché ospite è il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Buonasera signor sindaco. Buonasera a tutti. Ovviamente vedete già dai titoli cosa succederà in città, nulla di grave perché chiaramente c'è la candidatura non poco importante del vice sindaco alle regionali e quindi tutti si chiedono cosa succederà in città. Ecco, noi questa sera cercheremo di capirlo tramite le parole del sindaco. Parleremo anche ovviamente della polizia locale, parleremo di quello che si sta facendo a Padova, nei parchi e tant'altro, di tante belle cose, ma ovviamente anche del fatto, il tema più importante e più scottante che riguarda il vice sindaco Arturo Lorenzoni. E prima, tutto bene? Sta bene? Va tutto bene? Molto bene. Beh, io le faccio la domanda che è una prassi, ormai la mia domanda. Ma lei... La mia non è una prassi, è una cosa reale. Mi hanno chiesto di chiedere cos'ha nella tasca destra, me lo vuole dire, oppure destra, non sinistra? Nella tasca destra mi hanno chiesto. È una domanda, soldi, no, niente, ma mi ha chiesto se si ricorda. Mi ha chiesto, io in previsione mi hanno chiesto qualche suo conoscente, mi ha chiesto chiedere cosa sulla tasca destra. Nulla di che. Portamonete. Detto questo, visto che mi sono ricordato però di chiederlo. Anch'io però. Anche lei si è ricordato, è vero. Va bene, allora andiamo a parlare di Arturo Lorenzoni che si è candidato al... Non si è candidato, bisogna essere chiari nelle cose. Ha ricevuto l'appoggio del Partito Democratico, ha ricevuto l'appoggio delle liste civiche e tra poco si candiderà, tra domani. Andiamo a vedere il servizio, poi mi spiegherà tutto bene com'è la situazione. Servizio di Elisabetta Corazza. Nella notte tra venerdì e sabato la convergenza, sebbene non all'unanimità sul suo nome da parte della direzione regionale del PD. Qualche ora più tardi, a Vicenza, Arturo Lorenzoni ha ribadito la propria disponibilità nel guidare il movimento civico e una quanto più ampia possibile coalizione nella sfida a Luca Zaia. È iniziata così la corsa per la regione del vice sindaco di Padova e professore universitario Arturo Lorenzoni, la cui candidatura è destinata ad avere ripercussioni nel comune di Padova, visto il ruolo del diretto interessato e le importanti deleghe detenute. La candidatura a governatore della regione e la carica di vice sindaco non sono incompatibili e le dimissioni da parte del diretto interessato non sono minimamente contemplate. Difficile però escludere che non si stia preparando un impasto di giunta, che potrebbe avvenire verosimilmente quando la campagna elettorale entrerà nel vivo e gli impegni elettorali saranno più pressanti. E allora chi potrebbe occuparsi di deleghe pesanti quali la mobilità e l'urbanistica? Un'ipotesi è che a farsene carico, almeno per un primo periodo, possa essere direttamente il sindaco, per poi affidarle magari ad un tecnico. Difficile però pensare che Coalizione Civica vi rinunci senza nulla in cambio. Quanto alla carica di vice sindaco, potrebbe passare all'assessore Michalizzi, che rinuncerebbe definitivamente ad un posto nelle liste regionali o restare tra gli eletti della lista Lorenzoni sindaco, e in questo caso la più probabile sarebbe l'assessore Benciolini, o in alternativa potrebbe subentrare in giunta il presidente del Consiglio Tagliavini, che così lascerebbe la carica attuale a un esponente di coalizione. Per il momento ogni ipotesi resta aperta. Prendere una decisione spetta al sindaco. È una bella gatta da pelare oppure è un problema risolvibile, signor sindaco, tutto questo? Non sono questi i problemi, magari. A me dispiace che Arturo vada in regione, quando si candida in regione. L'ho detto all'inizio, l'ho fatto ancora mesi fa a tutta la giunta, nei limiti dei possibili. Io gradisco che voi rimaniate a Padova, perché è una giunta che funziona, c'è un rapporto di collaborazione, di amicizia, ognuno ha i suoi difetti, io per primo, però siamo un bel gruppo, lavoriamo bene per la città. Ovviamente io non posso impedire niente a nessuno. Quando si è prospettata l'eventualità che Arturo Lorenzoni si candidasse, ovviamente per me è una persona valida, per primo,
penso sia un buon candidato per quanto riguarda le elezioni regionali. No, non lo dubbio, mi scusi se l'intero, ma perché si è candidato il vice sindaco? Tra l'altro è anche un professore universitario, quindi è la prima volta che fa politica, diventa vice sindaco e poi tenta anche una carta che ovviamente non lo vedrà sicuramente favorito, perché questo bisogna pure dirlo. Tutto questo da vedere. Insomma, non è favorito, sarà un favorito, no, sulla carta, poi nella vita può capitare di tutto e non. Ecco, ma Lorenzoni secondo lei perché la prima domanda lo fa? E poi chi rappresenta una lista civica? Rappresenta la sinistra, rappresenta il PD? Chi rappresenterà Lorenzoni secondo lei per la candidatura al Presidente della Regione? Ovviamente una coalizione di centro-sinistra. Non è un po' troppo di sinistra per fronteggiare, dovrà accontentare un po' anche ovviamente coalizione praticamente dalla parte da dove lui arriva? Ma c'è anche il PD, sono le liste civiche, oggi a Padova come funziona? C'è coalizione civica, Orizzonti, PD, centrodestra, è una questione di persone, secondo me è una persona valida che può avere delle grosse chance. È una persona ambiziosa, gli piace l'idea di andare in zona, gestire la politica in regione, penso che sia una cosa da parte sua, anche uno sforzo di darsi un obiettivo sotto l'aspetto della società civile. Io apprezzo quello che fa, nel senso, io immagino la campagna elettorale che deve fare, regionale, è dura, io mi ricordo la campagna elettorale di Padova, per me è stata molto dura. A Padova, figurarsi in regione è molto impegnativa, però è giovane, è preparato. Anche perché Lorenzoni non lo conoscono nelle altre città del Veneto. Si farà conoscere, è giovane, è preparato. Il discorso dell'ambiente lo tocca in maniera particolare. Secondo me il PD ha fatto, l'ho detto e lo ripeto, ha fatto una buona scelta il PD. Ha avuto anche se all'interno non erano tutti convinti, Ma non c'è mai niente di convinto, non c'è, dove c'è convinzione totale c'è solo un regime, se no per forza ognuno ha idee diverse, in giunta abbiamo idee diverse, in consiglio abbiamo idee diverse e questo è il bello anche di riuscire a mediare. Ma non è che il PD l'abbia messo, hanno detto tanto perderanno, mettiamo nessuno dei nostri. No, c'erano anche candidati del PD, assolutamente no, sono posizioni importanti in regione, anche sotto l'aspetto dell'immagine, sotto l'aspetto dell'impegno, sotto l'aspetto dell'esperienza. Come ho detto, io approvo la scelta che ha fatto Arturo, non lo invidio perché avrà qualche mese di vita dura, nel senso bisogna impegnarsi moltissimo. Se io ricordo la mia campagna elettorale a Padova, vuol dire moltiplicare per 5, per 6, per 7, vuol dire veramente un grosso impegno. Sono sicuro che avrà un buon risultato, non vince. Certo, Zaia governatore è veramente una persona difficile da battere, lui è impegnato, ci crede ai movimenti civici, al PD. Io spero che anche Calenda e Renzi diano una mano, perché secondo me è un discorso di unità totale. E non c'ho niente contro Zaia, anzi, io ho un ottimo rapporto con Luca Zaia, lo considero una persona valida. Però Arturo, anche lui ha delle qualità importanti per quello che mi riguarda. Io so che, ad esempio, in consiglio, lunedì non ero proprio in forma e non sono andato in consiglio comunale. E qualche consigliere ha fatto anche lo spiritoso, a parte che mi è simpatico, Cavaton, tra parentesi, mi ha detto che sono Pinocchio. Ma io ho detto che quando uno sarà candidato, da dimissioni. Arturo, faccio io domande. Arturo, ormai conduce che Arturo, è chiaro che io posso togliere la delega, ma Arturo è una persona intelligente, come uno può pensare di avere 2 deleghe del genere e fare campagna elettorale? Non è fattibile, darà sicuramente le dimissioni a breve, però manca qualche giorno, 1, 2, 3, 10, non lo so, non è un problema, e poi è un problema mio. Non è un problema dell'opposizione, devo stare tranquilli, hanno già abbastanza guai a pensare per gli affari loro, se mi preoccupo di quello che devo fare io, mi arrangio ragazzi.
Bene, allora dato che s'arrancia, la domanda è, visto come ha detto lei, se l'è fatta lei la domanda, me la faccio io e mi do anche la quindi risposta. abbiamo capito che fra poco, fra un po' di giorni, quando sarà ufficializzata la cosa, il vice sindaco darà le È dimissioni. troppo intelligente per non fare. Come fa a pensare uno di fare campagna elettorale a 12 ore al giorno e assolvere la gara e assolvere le incariche che ha? Sono urbanistiche, ma è impossibile, viabilità. È troppo intelligente. Certo, e chi prenderà il suo posto? Questi non sono problemi vostri, sono No, problemi ma glielo chiedo io. No, glielo chiedo perché nell'ipotesi chi che ha decide fatto... sono io, ragazzi. Tanto decide lei? Ma ci mancherebbe le deleghe dai sindaco. Quindi decide lei chi... Ma è ovvio, ma non perché non sono democratico, perché le deleghe dai sindaco. Però le faccio una domanda che ci sta giornalisticamente. Coalizione ne dice, caro sindaco, deve essere Ma io rispetto tutti i partiti. Le faccio un esempio, deve essere uno dei nostri, lei cosa farà? Che sarà sicuramente uno di loro. È ovvio che si rispettano le posizioni politiche, non è che mi inventa, voglio fare il dittatore. Dico solo allora, che io seguo le persone. Sarà uno di loro, però il nome lo deciderà lei. Ovviamente, come sempre. Allora abbiamo capito una cosa, che almeno questa, che dalle dimissioni di Lorenzoni molto probabilmente sarà, almeno mi sembra di aver capito, uno di coalizione che farà il vice sindaco, però la scelta ricadrà sul sindaco Sergio Sodani e lui se ne prenderà ovviamente tutte le responsabilità del nome che verrà tutto fuori. quello che faccio io mi prendo le responsabilità, non c'è ombra di dubbio. Perfetto, abbiamo chiarito anche questa cosa qui. Senta, è un periodo che ci sono, però pensava che capitasse anche questa, perché tra tutte le problematiche è bello, è giusto, perché almeno Padova è una città, qui a Padova ne capita Padova è una città di una vivacità incredibile. Io quando è venuto il presidente Mattarella, che mi sono messo sul palco, quando sono salito sul palco ho detto, ma sì, io penso che 3 anni e mezzo fa avevo il presidente qui con me, il presidente della Repubblica, e facevo il discorso a 5.000 persone. Pensate quanto la vita è affascinante. Era emozionato? Sì, decisamente sì. Sono sempre emozionato, specialmente in queste occasioni, col tempo sempre meno, ma avere il Presidente della Repubblica, avere 5.000 persone, un avvenimento importante, averlo a Padova, c'era il Presidente Elisabetta Casellati, anche tutti i giorni mi trovo col numero 1, numero 2 dello Stato italiano, per cui del governo. Senta, ma davvero Padova, mi scusi, noi siamo una città veramente frizzante. Salto il punto che poi ci arriveremo, perché davvero è una città importante. Allora, è arrivato il Presidente Mattarella, Padova città del volontariato, Padova Urbis Picta, 1° maggio i sindacati... 1° maggio, con molto piacere, sono stato veramente orgoglioso e contento. 1° maggio i sindacati fanno a Padova il nazionale. Ma avrà qualche merito lei se Padova, fatalità, arriva lei arrivano tutte queste belle cose. Sono fortunato. È fortunato, avrà qualche capacità, presumo io, no? Io sono una persona equilibrata, ho una bella squadra, ho un gruppo che mi aiuta in maniera importante. Quando si lavora ho tutte le istituzioni che mi aiutano. È una cosa basilare. Col discorso del Presidente Mattarella. Mi aiutano tutti quanti, non aiutano me, aiutano la città, il prefetto mi ha aiutato, Antonio De Poli, ma anche gente che non ha niente a che fare con la mia squadra politica, perché l'importante è fare qualcosa per la città. E questo è il mio principio e non cambierò mai, e tutti lo sanno. Tutti mi aiutano in questo, proprio per assolvere questo compito, che non è un compito solo mio, è un compito di tutti quanti. Fare qualcosa per la città. Non sono buono, sono furbo. Sono furbo, non buono. È una bella qualità furbo. Ma furbo per Padova, per gli interessi di Padova. Io vado da qualsiasi ministro, qualsiasi sottosegretario, per portare vantaggi a Padova. Ecco, nella sua signor Sindaco, nella sua bontà o nel cuore che riesce a unire molte anime, lei è anche un decisionista, quindi decide lei, perché tanti dicono, non decide lui, decide Lorenzoni, decide qua, invece lei è anche un decisionista conoscendolo. No, è il mio carattere. Certo, no, perché... Io ascolto anche la gente, io ascolto tutti, poi decido, io ascolto tutti quanti. Molto spesso ho un'idea, la cambio perché mi ha fatto vedere una cosa più interessante, qualcuno, che sia Arturo, che sia qualsiasi altro, gli assessori, ma è logico che alla fine la scelta spetta a me, la responsabilità è mia, non mi tolgo mai da responsabilità.
Senta, e nelle cose che avvengono quest'anno arriva anche il 1° maggio, i sindacati che arrivano qui, è bello, e quindi è bello, davvero è bello. tante belle iniziative. È una città importante, è una città veramente importante, Padova. Perché uno pensa a 220.000 abitanti, non è vero, abbiamo 220.000, si muove 500.000 al giorno di persone, abbiamo un'università, 61.000 studenti, quest'anno 18.000 matricole, abbiamo tante di quelle cose a Padova sotto l'aspetto storico, culturale, iniziative, volontariato. Per me è stata una cosa magnifica che Padova è stata la prima volta una città italiana che viene definita capitale europea del volontariato. Forse la gente non se ne rende conto. Sì. Il valore che ha una cosa del genere ha un valore inestimabile. Vuol dire che Padova, ripeto per l'ennesima volta, non è merito mio di qualche altro amministratore, qualche altro sindaco, è merito della gente di Padova che si dà da fare da anni e anni. È stato un riconoscimento eccezionale. Il fatto stesso che l'anno prossimo sia a Berlino vuol dire che è stato molto importante questa cosa qui. Esattamente. E nessuno non è che il prossimo anno sia Pinco Pallino, il prossimo anno è Berlino, per cui pensate, Padova è qualcosa di grande. I padovani, no, le stavo facendo il ragionamento, i padovani sono grandi e succedono cose che affascinanti. A me affascina questa città. Fino a un paio d'anni fa dici Padova città del volontariato, a Padova arriva i sindacati, fanno il 1° maggio. Io sono anche convinto, con molta presunzione, che saremo anche città UNESCO. Quante città al mondo hanno, lo dico con presunzione e con un po' di scaramanzia, ma quante città al mondo hanno 2 siti UNESCO? Vi ricordo che sono anche l'Orto Botanico e Padova, pittura del 1300. Ragazzi, noi dobbiamo imparare a essere orgogliosi di questa città. Io voglio che i padovani siano orgogliosi, non si rendano conto della qualità che abbiamo. Perché l'abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, ognuno guarda ogni giorno il Palazzo Ragione, l'università, il Palazzo Comunale. Non è così. Fate i giri un po' in Italia. Noi abbiamo una qualità di vita. Io faccio un esempio, alla grande. Quanti ragazzi del calcio a Padova sono rimasti qua dopo che hanno terminato l'attività sportiva? 5-6. Quante personalità sotto l'aspetto militari, carabinieri, prefetti sono stabiliti qua? Basta guardare quelli che si iscrivono all'università. Non c'è niente da fare. Perché? Perché abbiamo una qualità di vita importante, perché abbiamo una sanità importante, un'università importante, siamo una città civile, la qualità della vita è importante. Padova, questa è Padova. È venuto i sindacati il 1° maggio. Splendido, stamattina parlavo con altre organizzazioni che vengono a fare congressi mondiali nel 2022 a Padova, perché avremo il centro congressi, altro grande vantaggio. Questa è una bella città. Certo, è arrivato il momento della pubblicità, abbiamo chiarito dunque il primo punto importante. A rientro parleremo di Giordani con i piccoli problemi che ha con la polizia locale. A tra poco. Problemi.